Un'iniziativa sicuramente interessante quella di questa mattina, dove la vostra scuola vi collabora insieme al Lions e all'amministrazione comunale. Sì, infatti direi proprio un'iniziativa altamente formativa per i nostri ragazzi. Da tanti anni ormai l'amministrazione comunale aderisce a questa giornata, alla giornata internazionale contro la violenza sulla donna, coinvolgendo sempre le scuole della nostra città, perché è proprio sui ragazzi, sui giovani che bisogna puntare per riuscire ad arginare per quanto possibile questa brutta piaga della nostra società. Ringraziamo l'amministrazione comunale, ringraziamo il Lions, sempre molto attivo e sempre molto sensibile da anni anch'esso a questa diciamo, purtroppo a questa tematica e siamo molto felici di poter far vedere anche come noi agiamo con i ragazzi e quali sono i nostri obiettivi. L'amministrazione comunale ha voluto partecipare a questa iniziativa in un momento, in una giornata importante, no? Sì, è una tematica che ci sta molto a cuore questa, noi abbiamo un sindaco che è donna, io che sono donna e quindi ci sta molto a cuore festeggiare ogni anno e dare la giusta attenzione a questa tematica. Abbiamo creato una serie di iniziative, tra cui questa stamattina grazie alla grande collaborazione con le scuole che sono sempre squisite e disponibili e con Lions Club che l'anno scorso ha realizzato la panchina rossa in via Roma, quest'anno ci ha regalato un albero di melograno che è anche un simbolo che risponde bene alla tematica. E oltre a questo abbiamo acceso per tutta la settimana nella torre delle luci rosse a simbolo come le grandi città, ecco il nostro monumento più importante in questo momento. E a questo seguirà una manifestazione dei ragazzi della Pirandello e dell'Arizzo e domani sera alle 7 invece un'esibizione dedicata forse più alla parte più adulta, ecco, dei cittadini con le donne e per le donne, un momento di canto, di musica e parole. Il Lions è sempre attento a queste tematiche in questa giornata particolare. Come mai avete deciso di sponsorizzare questa iniziativa? Attenti e sensibili a questa tematica, la violenza sulle donne, approfittando anche, fra virgolette, del nostro centenario, abbiamo deciso di lasciare un simbolo alla comunità di Porta Empedocle, che infatti è l'albero di melograno, il melograno che rappresenta anche la fertilità. E insieme al melograno e in collaborazione con l'amministrazione si è deciso anche di intitolare la viola ad una pittrice del XVI secolo, Artemisia Garnelleschi, ecco, difficile, Gentileschi, mi consigliano Gentileschi, perché una è l'opera di sensibilizzazione, no, basta alla violenza contro le donne. L'altro invece è valorizzare persone che hanno subito lo stupro, quindi la violenza maschile e nonostante ciò si sono realizzate nelle proprie arti e nelle professioni, quali infatti l'Artemisia.